Piccoli tesori in banca, patrimoni che superano anche i 200.000 euro. Accade nella Marca trevigiana, dove ben 9 famiglie hanno pagato per anni affitti nelle case ATER che vanno da 10 a 40 euro mensili. In queste ore la commissione si è messa all'opera per valutare situazione per situazione. Le proteste non mancano per gli inevitabili aumenti, ma se da una parte alcuni possono avere delle ragioni, dall'altra è emersa una realtà ben diversa. Il governatore Zaia, presente oggi a Feltre all'inaugurazione del pronto soccorso, parlando dei furbetti, citò un caso che dovrebbe far riflettere. È pur vero che quando tu ti ritrovi ad avere in conto corrente, cito casi specifici, 700-800 mila euro e paghi 10,88 euro di affitto al mese, magari te lo aumentano a 400 euro e ti lamenti, ho l'impressione che io non ce l'ho con questo signore o questa signora, ma ho l'impressione che ci siano molti veneti che abbiano più diritto ad avere quella casa. E questa è davvero la punta dell'iceberg. Scavando a fondo potrebbero saltar fuori nuovi casi. Per ora sul tavolo della commissione sono finite queste famiglie. La più eclatante riguarda un nucleo familiare che vive a Treviso in un alloggio di ben 100 metri quadri, pagando 10,87 euro al mese. Il reddito ISEE, però calcolato, raggiunge i 51.615,15 euro, con un dato sul patrimonio mobiliare, quindi conti correnti depositati, che nel 2018 è stato di 189.293 euro. Secondo l'algoritmo della regione, il nuovo canone per questa famiglia passa da 10,87 euro a 586,27 euro. Questo è uno dei 9 casi. Il governatore spiega che la riforma mette dei paletti ben precisi. Non c'è nessuna volontà di fare angherie nei confronti di chi ha titolo per stare in una casa popolare. Sono 40.000 gli inquilini, ne abbiamo 14.000 che attendono di avere una casa popolare e non hanno disponibilità finanziaria per andare sul libero mercato. È pur vero che la nuova legge finalmente, dopo tanti anni, mette dei paletti. Siamo disposti, con la delibera che abbiamo fatto, a dire alle ATER che valutino tutti coloro che hanno di che lamentarsi. Le proteste continueranno, così come le verifiche da parte della commissione. Zaia su questo è categorico: solo chi ne avrà diritto rimarrà nelle case ATER.